Mistral Villauria finisce con il risultato di 5-5 e passaggio del turno per i padroni di casa. Siamo qui con Mister Cappello che salutiamo e chiediamo subito una gara che ha visto gli ospiti giocare tanto bene, più volte in vantaggio, più volte però avete ripresa. Guarda, è stata una partita per i deboli di cuore. Devo fare veramente i complimenti al Villauria, non li sto facendo perché sono passato, ma veramente hanno fatto una partita anche loro incredibile. Ci hanno messo sempre sotto, ne siamo sempre andati a rincorrerli. I miei sono stati comunque bravi fino alla fine a crederci perché non molliamo mai, ma veramente è stata una partita bellissima. Meritavamo di passare entrambe, ma purtroppo ne poteva passare solamente una e adesso dobbiamo un po' ricaricarci perché questa partita ci ha tolto tanta energia. Oggi in campo ben 10 su 12 indistinta. Quanto è importante avere un roster così tanto attivo anche con i minuti, perché sembrano aver giocato tutti praticamente lo stesso minutaggio. Sì, a differenza loro noi avevamo qualche rotazione in più e questa secondo me alla lunga ha fatto un po' la differenza. Mister Gallo aveva un po' gli uomini contati e quindi ancora di più è giusto, doveroso fargli i complimenti perché avendo anche pochi giocatori disponibili sono stati davvero grandi. Quindi l'applauso va oggi al Villauria e allo spettacolo che c'è stato anche fuori perché c'era un pubblico davvero numeroso e è stata penso una partita anche da fuori bella. Quando c'è bisogno di lui risponde così, con i gol e 2 tiri liberi, forse i più difficili di questa stagione. Marco Torcivia continua a segnare, che giocatore è importante per lei. Ma io per lui lo sanno tutti, siamo anche amici fuori, siamo più che amici, che mister e giocatore. Oggi non ha fatto una delle sue più belle partite, però il capitano quando è chiamato e si prende la responsabilità se la prende e grazie a lui con questi 2 tiri liberi siamo riusciti a pareggiarla e adesso abbiamo passato il primo turno. Adesso passiamo invece alla porta, perché Di Liberto ha fatto gol e non è nuovo a questo genere di azioni, perché chi lo conosce, chi ha seguito anche i campionati giovanili sa bene che lui è un giocatore che fa anche dei gol nonostante loro sia il portiere. Quanto è importante e quanto può fare la differenza avere un portiere così bravo con i piedi? Francesco ha 20 anni solamente sulla carta d'identità perché poi dentro è incredibile, sembra un ragazzo di 40 anni e non uno di 20. È una forza in più e lo possiamo sfruttare anche nelle ripartenze perché con i piedi è eccezionale e poi ha un carisma grandioso, quindi complimenti anche a Ciccio per la partita che ha fatto, strepitosa. Domani conoscerete anche la squadra che affronterete ai quarti. Le faccio una domanda un po' difficile: relax o seguirà la partita? No, la seguiamo, non ci possiamo rilassare mai. Questo sport, per noi che siamo appassionati, non ci rilasseremo mai, quindi sicuramente domani mi metterò magari comodo, però è giusto vederla la partita.